Io penso che mo sta trasmettendo dal vivo, perciò il microfono si sente pure, piano, forte, non lo so, penso che sento pure la musica. Infatti sto qua, sto in diretta, perciò, giusto per capire. Allora, penso di stare in diretta, se vedo una persona, son chi è? Primo treno stanotte che ci porterà lontano. Se mi ami e io ti amo, non dobbiamo più soffrire. Un amore vecchio può anche finire. Vedo due persone, potete scrivere perché non so se sentite la voce, se mi sentite la musica. Questa è un'altra prova che sto facendo. Ci avevano un saluto dalla Sicilia. Allora ha scritto Carmelo. Senti la voce pure. Lo scrivo io. Prendi tutto e andiamo via. Dai, facciamo sta pazzia. Ciao, senti anche la voce tutto. Camera Palatina si sente. Finalmente. Così si abbassa la musica, giustamente così non la senti più, giusto o no? A sto fasciano. Come fai a sentire? Perché voglio fare delle dirette anche su YouTube. Non mi interessa se siamo in 4 e 5, giusto per passare un po' di tempo. Tu di dove sei, Carmelo? Sicilia? Un saluto dalla Sicilia. Che zona la Sicilia? Che città? Che città, Carmelo? Siracusa, Catania, Palermo, Lentini, Messina. Lentini non è una città, comunque. Allora, perché devo capire anche come si fa questa diretta e come informare le persone, perché su TikTok quando vado in diretta arriva la notifica alle persone, qui non lo so come funziona qua, non lo so se arrivano le notifiche o meno. Non lo so se così o no. Ci sei sempre, Carmelo, mi sente sempre, Carmelo. Fatto sentire. Ciao, senti anche la voce, tutto. E non può anche morire. Provincia di Messina. Stavo dicendo, no? Non ho mai fatto le dirette su YouTube, no? Non lo so se che io faccio la diretta, capito? YouTube è un social un po' particolare, devi dare gli appuntamenti, devi informare le persone che comunque fai la diretta, capito? Poi adesso siamo due persone. Se sei iscritti al canale arriva la notifica. A te è arrivata? 1700 persone iscritte. C'ho 1700 persone iscritti. Sì, iscritti al canale arriva la notifica. Perciò a me l'importante, visto che siamo in due, che tu mi confermi che si sente bene la voce, capito? Se devo abbassare il volume di entrata, se devo mettere più piano, più forte. Poi sta anche la latenza, quando arriva più tardi o segnalo, eccetera, eccetera. Siamo sta pazzia, prenderemo il primo treno stanotte. A parte io poi questa diretta la posso anche vedere, perché penso che rimane registrata. Quello che non succede su TikTok. Le dirette registrate rimangono su Facebook
Instagram non mi interessa perché non lo uso, rimangono anche registrate su TikTok, soltanto che poi TikTok se li vuoi mandare non ci stanno i saluti, i messaggi, niente. Allora, poi come ogni cosa, Carmelo, come ogni cosa, le cose bisogna curarle. Se non li curi, non fai niente. Però che è meglio, capito? Che sto registrando con un 27 pollici, bello grande, no? Telefonino che danno, già non vega niente. Capito? Tanto sto qua, dopo provo, quando finisco, termina stream e vediamo un po' come si vede, come si sente la voce, poi faccio le prove con i volumi. Ma così non dobbiamo più soffrire. Un amore vecchio può anche qui. Qua dice il minutaggio, sono 6 minuti, 2 persone. Vabbè, l'orario del mio caso 15:56. Vabbè, io penso che basta. Io mi metto la sera e faccio una diretta, anche perché, ripeto, rimane, penso, registrato. Carmelo, io ti saluto, sei simpaticissimo. Grazie che mi hai informato che il volume era buono. E tutto cose. Ci stai ancora perché vedo che sei qui. 2 persone. Ti ringrazio non solo per il tempo di latenza. La latenza sarebbe quando io parlo, ti arriva subito messaggio. Questo non si può sapere. Io ti saluto, se mi saluto significa che mi sta sentendo. Cammelo, saluta, ma Cammelo, se mi saluti chiudo tutto, almeno vado a vedere le prove, sempre se ci sei, Cammelo. A me qua mi risulti. Eccolo qua. Ciao, alla prossima. Ciao Carmelo, stammi bene. Buona serata. Farò delle dirette perché qua è anche un social serio. Lo facciamo crescere piano piano. Ciao.